Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti, vediamo chi sarà il nostro avversario di oggi. Ho lanciato una sfida casuale, ci hanno giocato di 3, non so se a voi è mai capitato che vi giochino una qualunque apertura a caso, che in questo caso se non sapete cosa fare si può provare ad occupare il centro e provare a guadagnare spazio. Qua giochiamo normale, sviluppiamo i pezzi, cerchiamo proprio di seguire i principi generali alla lettera, cavallo F6, primi cavalli poi gli alfieri, ora consolidiamo di più il centro, ora magari, la coppia degli alfieri non è male, ora otteniamo la coppia degli alfieri, ecco. Questa posizione sono tentato giocare con l'arrocco lungo, perché ora magari, ecco appunto, si possono anche tirare i nostri pedoni contro il suo arrocco. Ok, ora a questo punto non so cosa vorrà fare, forse vorrà arroccare lungo anche lui. Vabbè, pazienza, noi continuiamo a giocare così anche noi. Poi a questo punto continuiamo con G4, ci stiamo espandendo, ora se catturo in H8 catturiamo in H8, fatto bene, ora la donna potrebbe provare a entrare sulla colonna H. Però ok, ci sta facendo il furbo, ci sta attaccando l'alfiere in E6 che è un pezzo importante, non possiamo neanche salvarlo. Ammetto che mi ero perso cavallo G5, però ok, non demordiamo qua. Quindi cosa possiamo giocare in questa posizione? Giochiamo donna F6 magari, oppure donna H6 su cavallo per E6, donna per E6, dai, giochiamo, o donna F6 anche, giochiamo donna F6, appena cambia catturiamo. Poi possiamo... volevo mantenere la coppia degli alfieri, però ho fatto una svista, può capitare. Non bisogna demordere in questi casi. Ok, cavallo B5 a cosa serve? Cioè deve tornare indietro. E non serve a nulla. Ok, adesso miglioriamo la struttura. Ora la posizione nera mi piace abbastanza. Ok, ora ha giocato G4, mossa di cui non sono sicuro, perché probabilmente potremmo colpire, magari potremmo giocare alfiere H6 se non sbaglio. Se giochiamo alfiere H6 cosa fa? Ora è debole sulle case nere, metto un alfiere e appunto ora adesso potrei anche giocare di 4. Bam! Infatti ora dei grandi problemi, cioè ho giocato sulle case dove lui è più debole, adesso prendo e ora la posizione del bianco non mi piace molto, ora posso prendere, se prende di alfiere poi gioco E4, ok, gioca in questo modo, ora togliamo il re, no, per evitare possibili problemi, ecco qua alla lunga il nero dovrebbe vincere. Proviamo a vedere se lui vuole entrare nel finale, perché se vuole entrare nel finale la cosa dovrebbe favorirci, no, perché abbiamo un pedone in più e il materiale sappiamo che non è un'opinione, così come la donna in meno. Tac! Ops, e qua il nero sta meglio. Ora catturiamo e ora la fase della realizzazione del vantaggio. Ok, ora i pedoni passati devono andare a donna, fiere 8 prendiamo. Ok, a questo punto cavallo V4, qua semplifichiamo, il pedone lo proviamo a portare a donna il più veloce possibile, e 2, ora vogliamo promuovere, ora diamo scacco, poi catturiamo la torre, ora gli rimangono davvero pochi pezzi, a questo punto donna V4, vogliamo dare matto, questo punto matto. Ok, facciamo un'analisi della partita e vediamo un po' quindi cosa è successo. Allora, questa posizione ho giocato D3, il motore già preferisce il nero, D5, D3 è una mossa cattiva, e qua ha giocato male perché ci ha dato la coppia degli alfieri, ha perso un tempo con A3, ovvero ha mosso i primi cavalli dei pedoni, ha prediletto lo sviluppo a sfavore dello spazio, che è altrettanto importante nell'apertura. Fiere 6, H6, a questo punto lui doveva probabilmente spostare l'alfiere per F6 incrementa il nostro vantaggio, arrocco, G5, qua ho giocato in un modo un po' impulsivo, perché anche una partita a 3 minuti, qua probabilmente avrei potuto magari terminare lo sviluppo, alfiere 7 e poi giocare G4, invece no, ho giocato G4, avevo tutto e subito, qua cavallo G5 mi riprende la coppia degli alfieri, perché se sposto l'alfiere mi cade F7, allora difendo, allo perdo una per, il mio vantaggio è più leggero, posso giocare F5, ho più spazio ma non ho più la coppia. Poi ovviamente lui gioca un po' senza scopo adesso, gioca senza scopo, lo ricaccio indietro, guadagno spazio, F3 è cattivissima perché appunto indebolisce questa diagonale, ora dovrebbe prendere contromisure, non so, provare a spostare il re, la posizione è comunque difficile, non fa nulla, sì ha provato a spostare il re, però è vero, ha provato a prendere contromisure ma F3 indeboliva troppo e ora la posizione è un disastro, no? Cioè questa inchiodatura è stata distruttiva, ho giocato cavallo A2, ora inizia a cadere tutto e qua
Ho proposto il cambio delle donne perché se cambia poi gioco cavallo per, poi il cavallo entra in queste caselle, lui occuperà la colonna H, per esempio la colonna G non può, io proverò a entrare sulla colonna G, no? E il nero qua sta molto meglio. Quindi qua lui ha giocato donna H6 che è sbagliata, la donna è in presa e poi ovviamente adesso voglio portare a donna il pedone, ho messo l'alfiere in presa perché spesso, no, uno non vuole tirarla per le lunghe, no? Quando sta peggio ormai qua c'è matto da tutte le parti. Se giocava B3, no, comunque sarebbe seguito matto tra poche mosse, per esempio il matto veloce poteva essere donna C1, no? E qua non si vede bene come catturare donna 3, non c'è stallo perché lui può muovere vari pedoni, può muovere il pedone B, può muovere il pedone C, no? Quindi il nero vince. Spero che la partita vi sia piaciuta e speriamo di vederci presto con altre partite. Alla prossima!